Lo scavo archeologico della villa romana di Mutteron dei Frati, situato all'interno della Val Grande di Bibione, in provincia di Venezia, continua a parlare all'equipe impegnata nella seconda campagna di indagini, facendo emergere nuovi ambienti musivi e materiali che rendono la villa l'unica testimonianza ben conservata degli insediamenti che dovevano trovarsi lungo il litorale alto Adriatico in epoca romana. Prenotazione da tutto esaurito per le visite gratuite guidate degli scorsi giorni, che hanno dato la possibilità di accedere allo scavo archeologico accompagnati dai ricercatori che si occupano del sito. La Villa Romana dunque continua a parlare ai 16 archeologi presenti a Bibione per questa seconda campagna di scavi e sta emergendo che la zona residenziale della villa è decisamente più estesa di quanto si pensasse. Il richiamo della bellezza nascosta di Bibione non ha tardato ad attirare anche turisti appassionati che in poche ore hanno voluto assicurarsi l'opportunità di accedere agli scavi approfittando delle visite guidate gratuite, andate letteralmente sold out. Nuovi reperti musivi sono stati ritrovati in una delle 4 aree oggetto di scavo, tutte localizzate a ovest rispetto al sito precedentemente noto. Da programma le zone previste erano 3, ma le anomalie del terreno segnalate dalle prospezioni geofisiche hanno portato proprio in queste ore a un ampliamento delle indagini. Ritrovati diversi materiali, tra cui un coltello e una serie di monete, il cui interesse sta nella conferma della presenza sul sito in epoca tardo-antica. Gli scavi proseguiranno fino alla fine del mese con ritmi intensi per ottimizzare al meglio la missione, sfruttando il più possibile la luce che filtra nella pineta di Val Grande, straordinaria anche nella sua bellezza.